Buongiorno, benvenuti al nostro TG, le principali notizie. Nel canale di Sicilia 2 bambini morti e annegati e una persona dispersa. Il naufragio documentato in diretta dalla ONG di Sea-Watch che denuncia le navi di soccorso europee hanno scelto di non intervenire. Palermo, la piccola Maria non era sola in casa, è morta tra le mie braccia. È la versione della madre della bambina deceduta per aver bevuto benzina. La donna è indagata per omicidio colposo. Avviso di conclusione delle indagini per il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno, sotto inchiesta per corruzione impropria e peculato. Basta con l'emergenza idrica. A Caltanissetta l'intero Consiglio Comunale presenta un esposto alla Guardia di Finanza contro Sicilacqua per i continui disservizi e le interruzioni dell'erogazione dell'acqua. Per i continui distacchi della luce, complice il gran caldo, il sindaco di Adrano, Mancuso, ha protestato con la prefettura di Catania e ha ottenuto il regolare servizio dell'energia elettrica nella sua città. Ma il sindacato CISAL chiede un piano per l'efficienza in tutta la regione. A Catania si contano i danni per gli incendi dopo l'infernale giornata di ieri con pesanti ripercussioni sulla viabilità e l'aeroporto chiuso per 2 ore. Non mancano le polemiche sul fronte della prevenzione. Sempre a Catania, rifiuti, inerti ed Eternit con le sue fibre di amianto cancerogene. L'allarme al villaggio Dusmet. Calcio, nel Catania oggi impegnato in amichevole con l'Ascoli, parla Pieraccini. Quando ha chiamato Toscano non ho esitato, dice il difensore. Il Siracusa deve rimpinguare l'organico, il Trapani fa i conti con gli esuberi. Bentrovati dunque, 2 bambini morti e annegati, una persona dispersa e il naufragio di un gruppo di migranti documentato in diretta dall'ONG di Sea-Watch che denuncia le navi europee potevano salvarli. Lorena Dolci. È lunedì quando Seabird, l'aereo della Sea-Watch, una delle ONG che perlustrano il canale di Sicilia, avvista questa imbarcazione alla deriva. A bordo 90 migranti, sono in mare da 3 giorni. 2 persone sono già in acqua, sembrano solo puntini, la disperazione è troppo lontana. L'ONG allerta immediatamente le autorità chiedendo aiuto. Frontex, l'Agenzia Europea per le Frontiere, riferisce Sea-Watch, arriva 6 ore dopo, vede il natante e se ne va. Passano le ore, è martedì. La barchetta ha un guscio in metallo che affonda rapidamente. Un mercantile cerca di soccorrerli. Durante le operazioni di salvataggio la barchetta si rovescia. È la cronaca di una tragedia. Tutte le persone finiscono in mare, 2 bambini non ce la fanno, scompaiono tra i flutti, una persona è ancora dispersa. E siamo all'oggi. Quei migranti con l'orrore negli occhi sono ancora sul mercantile, in balia del loro destino. Le motovedette della Guardia Costiera potrebbero essere lì in poche ore, ma non ricevono l'ordine di farlo. Anche la nostra nave Aurora avrebbe potuto intervenire, ma si trova incatenata in porto per via di leggi ingiuste che fanno di tutto per ostacolare la presenza del soccorso civile nel Mediterraneo. È un sistema che sta facendo ciò per cui è stato progettato, conclude la ONG, lasciare che le persone anneghino ai confini dell'Europa, silenziosamente e sistematicamente. Palermo, mi è morta tra le braccia la madre della piccola Maria, deceduta sabato scorso per aver bevuto benzina, racconta alla polizia cosa è successo nella sua abitazione a via Tiro a Segno. E ai nostri microfoni l'avvocato della donna ripercorre quei tragici momenti e conferma: Maria non era sola in casa. Marco Gullà. Si sarebbe allontanata per qualche istante dalla stanza in cui c'era la bambina. Maria, in casa, non era sola. Lo dice in lacrime la mamma della piccola, morta a Palermo sabato scorso. Lo dichiara tramite anche il suo legale. Doveva andare in bagno e avrebbe chiesto ad un altro figlio di controllarla. Poi la crisi epilettica, le manovre per salvare Maria, tetraplegica a letto, infine la morte. L'avvocato della famiglia ripercorre quegli attimi terribili.
Al suo ritorno alla stanza vede la bambina in piena crisi epilettica e ahimè non era la prima. Ha cercato di tenere la figlia a fare le manovre che ormai ha imparato nel corso degli anni gestendo questa malattia e ad un tratto purtroppo ha sentito esalare l'ultimo respiro alla piccola Maria che si è accasciata. I familiari sono certi che l'autopsia di domani chiarirà tutti i dubbi, a cominciare dall'odore di benzina rilevato sui vestiti dell'11enne. Ma Maria ha ingerito benzina? C'è una bottiglia di benzina in casa, naturalmente sotto gli occhi della signora evidentemente no, non abbiamo elementi che ci spingono fino a questo istante a poter ipotizzare qualcosa del genere. Hanno un motore, quindi non avendo un box sono costretti a... Stabilire il momento esatto e le cause della morte sarà determinante per comprendere cosa sia realmente accaduto. Un bambino di 8 anni di Mazzarino, vicino a Caltanissetta, è in prognosi riservata dopo aver riportato gravi ferite allo stomaco a causa di una caduta in bici. Il bimbo, dopo una brusca frenata, sarebbe finito violentemente contro il manubrio della sua bicicletta, che gli ha bucato l'addome. È in coma farmacologico, ricoverato a Palermo. Voltiamo pagina. Palermo, notificato al presidente dell'Assemblea regionale Galvagno l'avviso di chiusura indagini da parte della Procura di Palermo. L'esponente di Fratelli d'Italia è sotto inchiesta per corruzione impropria e peculato d'uso. Adelaide Barbagallo. Inchiesta chiusa, adesso l'avviso c'è. La Procura di Palermo ha notificato l'avviso di chiusura dell'indagine, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio al presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, sotto inchiesta per corruzione impropria e peculato d'uso. Da una parte un giro di finanziamenti a un cerchio magico di amici, dall'altro l'uso spregiudicato della vettura di servizio per accompagnare in giro per la Sicilia amiche e familiari. Queste le accuse. Le indagini della Guardia di Finanza, iniziate nel 2023 dopo lo scandalo della mostra milionaria della regione siciliana al Festival di Cannes, raccontano di diversi contributi pubblici. Poco dopo i più stretti collaboratori di Galvagno avrebbero ricevuto incarichi e consulenze. Molte decisioni sarebbero passate dalle mani di Sabrina De Capitani, che di Galvagno è stata la portavoce fino al giorno in cui, una volta emersi i dettagli delle indagini, si è dimessa. Avrò modo di approfondire con i miei legali quando entreremo in possesso dell'intero fascicolo, dice Galvagno. Registro con soddisfazione che sono state escluse tutte le presunte indebiti utilità che avrei percepito a titolo personale. 9 giovani dai 18 ai 21 anni di Santa Margherita Belice nell'Agrigentino sono stati arrestati per rissa aggravata e porto illegale di armi. L'inchiesta era stata aperta dopo l'accoltellamento 2 settimane fa sull'arenile di Portopalo a Menfi di un giovane egiziano, e la rissa sarebbe nata per lo sguardo a una ragazza in uno dei locali della movida della località balneare. A Cireale pretendeva di percorrere con lo scooter una strada chiusa al traffico, minacciando con un fucile gli operai del cantiere. La polizia lo ha arrestato, è un uomo di 49 anni di Acireale pregiudicato. Gli operai hanno raccontato che per evitare scandescenze hanno deciso di far passare l'uomo, ma questo si sarebbe rivolto a un lavoratore accusandolo di averlo colpito con una pietra al momento del passaggio. Quindi, arrestata la marcia dello scooter, l'uomo ha estratto il fucile introducendo una cartuccia all'interno e puntandola all'altezza della pancia dell'operaio, per poi schiaffeggiarlo e insultarlo ripetutamente. A Campobasso è stato arrestato l'ex pentito della mafia barcellonese Carmelo Bisognano, già boss del clan dei Mazzarosi. Durante e dopo la collaborazione con gli investigatori non aveva mai smesso di fare i suoi affari. Lorena Dolci. È stato uno degli uomini chiave della sanguinaria mafia di Barcellona, anello di collegamento tra il clan Santa Paola e Cosa Nostra palermitana. A lui il compito di spartire la torta dei grossi appalti nella zona. Carmelo Bisognano, ex boss del clan dei Mazzaroti ed ex pentito, quel ruolo non l'aveva mai lasciato. A suo carico varie condanne, il 41 bis e poi la collaborazione. Confessa 3 omicidi, 1 tentato, e fa scoprire un cimitero con 5 vittime di lupara bianca. Ma è solo una parentesi. Dopo
qualche anno la collaborazione si interrompe. Nell'ombra, infatti, il boss continuava a comandare nel suo feudo in provincia di Messina. Ieri la DDA ha messo la parola fine. I carabinieri l'hanno arrestato a Campobasso, dove si trovava ai domiciliari. In manette anche i suoi prestanome, i fratelli Antonino e Davide Giardina, che mettevano a disposizione le loro imprese per aggiudicarsi gli appalti. Al comune di Mazzarà, l'ex pentito poteva contare su una serie di entrature, la sua compagna impiegata all'ufficio tecnico e la cugina, compagna del sindaco. Rifiuti, movimento terra, interventi legati alla discarica di Mazzarà, ma anche il monopolio delle reti idriche e fognaria. Deve restare qualcosa per noi, diceva Bisognano ai soci occulti. Un arresto che conferma il legame tra il mafioso e il territorio, proprio mentre torna a casa alla sua Castelvetrano Patrizia Messina Denaro, sorella del boss, che ha finito di scontare la sua pena. Tra un bentornato e posti di auguri dei suoi compaesani, il sindaco prende le distanze. Ormai, dice, siamo impermeabili alla mafia. Emergenza idrica. I consiglieri comunali di Caltanissetta, tutti, maggioranza e opposizione, insieme al presidente Bruzzaniti, hanno presentato un esposto alla Guardia di Finanza contro Sicilia Acque per fare luce sui continui disservizi e le interruzioni dell'erogazione dell'acqua. Rita Cinardi. Rubinetti a secco addirittura fino a 15 giorni. A Caltanissetta la misura è colma e i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione si sono finalmente uniti su un tema ormai non più rinviabile per i cittadini nisseni: a rendere compatto il civico consesso l'emergenza idrica che da anni, ma in maniera sempre più drammatica a partire dall'anno scorso, sta interessando tutta la provincia nissena e in special modo il capoluogo, dove l'acqua in certi casi non è arrivata anche per 2 settimane. Se l'anno scorso l'assenza di fornitura idrica era stata causata principalmente dalla scarsità di piogge, quest'anno, quando gli invasi sono finalmente pieni, hanno cominciato a susseguirsi guasti e riparazioni, anche nell'ultima settimana, quando le temperature hanno toccato i 43 gradi. Ieri dunque l'intero Consiglio Comunale ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza dove si chiede a Siciliacque di fare finalmente chiarezza. Noi come consiglieri comunali e come cittadini di Caltanissetta abbiamo chiesto appunto alla Procura della Repubblica di far luce su questi eventi. Caltacqua negli ultimi giorni ha rimodulato il calendario della distribuzione, che soltanto per alcune zone continuerà ad essere quotidiana, mentre per altri quartieri è previsto l'arrivo dell'acqua ogni 2 giorni, sempre nella speranza che non si registrino nuovi guasti. Il grande caldo e i paralleli distacchi di energia elettrica nella nostra regione sono un binomio purtroppo ricorrente. Il sindacato CISAL ha chiesto un piano di interventi dell'Enel nell'isola, ma c'è anche chi nel catanese, come il sindaco di Adrano, alzando la voce ha ottenuto risposte. Roberta Lunghi. Ondate di calore con temperature da record e blackout elettrici, binomio esplosivo per il quale i disservizi diventano sofferenza estrema per i cittadini dell'isola. Scolpita nella mente dei catanesi la situazione drammatica della città nel 2023, quando afa, roghi, distacchi Enel e carenza acqua determinarono un circolo di problemi difficili da arginare. Anche in questa estate i campanelli d'allarme hanno cominciato a suonare. Già dal primo weekend di luglio la provincia di Palermo è stata oggetto di blackout diffusi, così come quella di Catania e la città di Catania nel centro storico. Le cose non sono andate meglio nel messinese, con ripetuti e continui distacchi e rialimentazioni. Tutto ciò avviene perché le reti non sono adeguate agli standard moderni, non sono nella condizione di erogare servizi puntuali ed efficienti, tant'è che l'ARERA, l'autorità per l'energia elettrica in Italia, combina delle multe salate all'azienda Enel. Ad Adrano, nel catanese, il sindaco Mancuso ha alzato i toni, però preoccupato per i continui distacchi nel comune e con agosto dietro l'angolo. Spero che non bisogna avere la voce grossa per ottenere quello che è normale per tutti i cittadini. Ottenere attenzione dunque si può, ma non basta. Per CISAL la richiesta è chiara. Che ci sia un piano di investimenti reale, puntuale e non sempre i soliti annunci che vedono sempre puntualmente la stessa scadente qualità del servizio. A Catania adesso è emergenza incendi, ieri giornata infernale con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sull'aeroporto che è rimasto chiuso per 2 ore. Oggi si contano i danni, non mancano le polemiche sul fronte della prevenzione. Tonino De Mana.
Un paesaggio spettrale e focolai sparsi a ridosso dell'asse dei servizi e della tangenziale di Catania, che ieri ha vissuto una giornata infernale nel vero senso della parola. Fuoco e fiamme hanno incenerito ettari ed ettari di terreno, con incendi devastanti che hanno lambito i principali assi viari, aeroporto compreso. Stop ai voli in partenza ed in arrivo per oltre 2 ore, con pesanti ripercussioni, ancora una volta, per i viaggiatori. Sterpaglia a fuoco a Montepo, Nesima, San Giorgio, Librino, Vaccarizzo, San Francesco l'Arena, Ponte Primosole ed asse dei servizi, dove si è temuto il peggio anche per la presenza di alcuni distributori di benzina. L'area di servizio che vedete è chiusa anche questa mattina. L'incendio ha danneggiato una cabina elettrica e sfiorato persino i serbatoi. Nella stessa zona le fiamme hanno circondato il cimitero inglese. Responsabili la mano dell'uomo, la mancanza di prevenzione e il forte vento che ha alimentato i roghi, creando fenomeni di spotting a causa di brandelli di combustibili infuocati trasportati lontano. Prevenzione questa sconosciuta, come denuncia Carmelo Barbagallo. Già avevamo detto quello che poteva accadere in questa stagione estiva, è accaduto e ancora una volta ripetiamo: la prevenzione è assente in zone sensibili come quelle dell'aeroporto, Oasi del Simeto, sul Calatino. C'è stato l'impensabile. L'infernale giornata di ieri ha richiesto quindi un intervento straordinario dei vigili del fuoco. E noi vigili del fuoco stiamo facendo un raddoppio di turni con turni massacranti, ma stiamo sempre sul pezzo. Ancora una volta ribadiamo alla politica e alla nostra amministrazione che il vigile del fuoco vale di più. Vogliamo più tutela, vogliamo più uomini e soprattutto mezzi efficienti ed efficaci per fronteggiare tutte queste emergenze. In tilt anche la rete elettrica, oltre al sistema nervoso di migliaia di automobilisti intrappolati sull'asse dei servizi e sulla tangenziale di Catania. Ancora a Catania, discariche, degrado, le vostre segnalazioni ci portano questa volta al villaggio d'Usmet, ancora a Torino de Mana. Rifiuti inerti Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto. Ancora una volta sale alto il grido d'allarme dei cittadini catanesi, che a sua volta denunciano altri cittadini, quelli incivili che non rispettano le regole e soprattutto quelli che, incuranti per gli effetti sulla salute, continuano a scaricare ogni cosa ed in ogni luogo. Questa volta siamo in via Bernardo Colnago al villaggio d'Usmet per alcune segnalazioni arrivate al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Quello alle mie spalle è Eternit, è parcheggiato là da circa 3 settimane. Ho parlato con i netturbini, giustamente non ne hanno colpa neanche loro e mi hanno detto di fare la segnalazione. Siamo in pericolo perché mi dicono è pericoloso e non lo possiamo togliere noi. E chi lo dobbiamo togliere noi? Discariche non solo, visto che la vegetazione incolta può innescare pericolosi incendi. Ho l'incubo e paura di prendere fuoco da un momento all'altro. La mia abitazione è lì a 5 metri. La torrida estate catanese non lascia dormire sonni tranquilli. Oggi è mercoledì, vi ricordo l'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino alle 14:30 su Telecolor. Cambiamo argomento. A Roma per il Giubileo dei Giovani, dalla Sicilia ad arrivare nella capitale saranno oltre 2000 i ragazzi che si incontreranno con gli altri pellegrini. Una mobilitazione mondiale che prevede 500.000 di giovani. Venerdì a celebrare la messa per i ragazzi della nostra regione Monsignor Aspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Adelaide Barbagallo. Dalla Sicilia a Roma per incontrare Papa Leone e partecipare al Giubileo dei Giovani. Dall'isola oltre 2000 i ragazzi in viaggio. Abbiate il coraggio di testimoniare Gesù, il pellegrinaggio è un'opportunità per esporsi e aprirsi maggiormente all'ascolto di Dio. Con queste parole il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, ha affidato il mandato ai ragazzi della sua diocesi che si recheranno nella capitale venerdì. Sarà lo stesso presule, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, a presiedere la celebrazione eucaristica per tutti i giovani pellegrini siciliani giunti a Roma. È il cuore che deve aprirsi e deve lasciarsi segnare da Gesù, non certo da noi uomini, dalla Chiesa, Papa, Vescovi o altro, no, è da Gesù e dallo Spirito Santo che i ragazzi, ma anche noi, vogliamo farci segnare in questo bel pellegrinaggio. Quindi andiamo, partiamo insieme. Accompagnati dai loro responsabili, giovani delle diverse realtà ecclesiali, gruppi parrocchiali, oratori, associazioni, movimenti e comunità. Dall'Istituto Penale per i minorenni di Acireale sarà presente Alex, a testimonianza di un cammino di speranza e riscatto. Non lasciate che questo momento vada sprecato. Dio è amore e amore non è solo una parola o un sentimento, ha detto prima della partenza ai giovani Raspanti. A Roma si raduneranno oltre 500.000 giovani pellegrini provenienti da tutto il mondo.
Adesso pausa, tra poco il calcio, state con noi, vi aspetto. Catania è in attesa della prossima ufficializzazione di Martic e Corbari. Intanto parla Pieraccini. So come si vince. Marco Carli. Il Catania, mattone dopo mattone, prende sempre più forma. Toscano fa sudare i suoi in un numero ridotto rispetto al ritiro dello scorso anno e con l'arrivo di rinforzi importanti. Sono già a Norcia e manca solo l'annuncio ufficiale per Martic, ex Lecco, svincolato, duttile giocatore che può agire come mediano e come centrale di difesa, e Corbari, 5 gol in 39 presenze con la Virtus Entella promossa in Serie B. Insomma è un Catania che inserisce in organico giocatori che sanno vincere il campionato. Lo fa con gli interpreti esperti, ma anche con i giovani come Pieraccini, che ha trionfato con il Cesena di Toscano 2 anni fa. La mia esperienza più significativa e importante è, diciamo, che è la vittoria del campionato 2 anni fa col Cesena, con Toscano come allenatore. Intanto l'allenatore incomincia a strutturare la squadra, mentre dopo Teio in partenza ci sono anche Montalto e Peralta. Arriverà un altro centrocampista e forse un altro attaccante, ma ci sono certezze importanti in attesa di vedere Martic e Corbari. Dini in porta, Ierardi, appunto Pieraccini, Celli con Di Gennaro in difesa, i 2 esterni Donnarumma e Casasola, Cicerelli insieme a uno fra Stoppa e Jimenez dietro forte, in attesa anche di Lolfini che ha girato a parte nelle ultime sedute. Il test congiunto di oggi con l'Ascoli dirà qualcosa in più. Pieraccini intanto spiega la sua scelta rossazzurra estiva. Il modo di lavorare del mister, che ha le sue idee chiare, che poi riporta sul campo. Alla sua chiamata per venire qua non ho esitato, ecco. Adesso andiamo a vedere quali sono le situazioni che stanno vivendo Trapani e Siracusa. Francesco Triolo. Trapani e Siracusa vivono 2 situazioni diametralmente opposte. A Siracusa la società è concentrata in questo momento sulla costruzione della rosa che dovrà affrontare la prossima Serie C. Gli azzurri infatti stanno effettuando una vera e propria rivoluzione. Oggi arriverà in città un nuovo acquisto, l'attaccante Giuseppe Guadagni, 23 anni, lo scorso anno al Sorrento. Nel frattempo gli uomini a disposizione sinora di Marco Turati stanno lavorando in sede. Oggi per esempio programmate le visite mediche. Solo una volta raggiunto un buon numero di giocatori il gruppo si trasferirà a Canicattini per una sorta ormai di mini ritiro. A Trapani la squadra è sicuramente più completa e difficilmente si potrà assistere a colpi in entrata se prima non verranno piazzati i giocatori che sono considerati degli esuberi. Dopo i 3 ceduti 2 giorni fa sono almeno altri 3 o 4 in questo momento. Uno di questi potrebbe essere esterno Daniele Liotti. Poi si opererà in entrate. Granata cercano sicuramente un difensore e un attaccante, ma potrebbe arrivare anche negli ultimi giorni di mercato sfruttando magari qualche occasione da categoria superiore. Intanto la squadra lavora ancora a Troina sotto la direzione del tecnico Totò Aroni, che continuerà a farlo sino a domani. Poi rientra a Trapani, un paio di giorni di riposo e la ripresa degli allenamenti dal 4 agosto a Valderice. Calcio a 5, la Meta Catania, campione d'Italia, ha ingaggiato lo slovacco Tomasz Drachowski, uno dei giocatori più forti e completi del futsal mondiale, capocannoniere dell'ultima Liga spagnola e punto di riferimento della nazionale slovacca, dove ha collezionato più di 90 presenze e oltre 50 reti. Ha giocato anche in Ungheria e in Repubblica Ceca, mostrando sempre qualità da leader e da goleador. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.